Al via i cavalli della seconda corsa sono puledri di 2 anni, tutte femmine. Burrasca LL, Babette del Ronco, Bella Stella, Boavista Pax, Breila di Casei, Baghera degli Dei. In prima fila Beautiful Vic, Bella May Sun, Belene Cis, Brina degli Ulivi e Bertaz in seconda. Favori in chiusura proprio per Bertaz, numero 11 Roberto Vecchione. 4 debutti. Fra questi non Bertaz, che è la favorita appunto, che ha sbagliato proprio all'esordio. Alternativa principale, Breila di Casei e Babette del Ronco, macchina che accelera, l'errore di Bella Stella, mentre si avvantaggia subito Baghera degli Dei con bel lancio. Numero 4 Boavista Sbagliato Pax anche Beautiful squalificato. Vic e anche Boavista Numero Pax. 7 Beautiful L'errore anche Vic di squalificato. diverse rotture sulla prima piegata. Intanto vediamo che Baghera degli Dei conduce sulla retta delle scuderie 16-2 i primi 200, in seconda posizione prova a rimanere Burrasca LL, completamento dei 400, in terza c'è Bella May Sun, intanto 400 iniziali in 32,3. E all'esterno non tarda a progredire Bertaz avvicina Baghera dopo 500 metri di gara e si trascina Brina degli Ulivi. Tanto più indietro c'è anche Babette del Ronco, però alla corda. 48,8 per i primi 600, gradualmente Bertaz avvicina Baghera degli Dei per arrivarle al sediolo quando siamo al completamento degli 800 in 1,4,1 e c'è un 15,3 di frazione. Si attacca alla penultima piegata, in vantaggio Baghera degli Dei nei confronti di Bertaz, che ora può accodarsi in seconda posizione avanti a Burrasca LL, che non riesce a tenere l'andatura, e il chilometro scorre in 1,19,9 per Baghera degli Dei. 15,8 il parziale a questo punto. Ora allunga Baghera con Bertaz che è l'unico per il momento a seguirne le orme. Siamo a 400 dalla conclusione, un altro parziale in 15. Dal gruppo cerca di emergere Bella May Sun insieme a Breila di Casei. Cavalli al completamento della piegata, Baghera degli Dei in vantaggio su Bertaz. Baghera entra in testa a 150 dalla conclusione, ancora 2 abbondanti su Bertaz che prova comunque a spostare all'esterno, ma Baghera degli Dei allunga bene nel finale e conclude netta vincitrice Baghera degli Dei ed Edimoni, secondo posto sul palo, forse ancora per Bertaz, mentre per il terzo finiscono in linea Bella May Sun e Breila di Casei. Andiamo a rivedere l'arrivo, 1,18 il ragguaglio conclusivo, aveva sgambato bene l'allieva di Edimoni. Baghera degli Dei, 7,25 la quota al totalizzatore, e ha vinto in effetti in maniera molto convincente, chiudendo bene in piena spinta. Bertaz ha comunque corso bene, considerando che aveva il numero 11 e che ha dovuto sorbirsi parecchie strade allo scoperto. Finisce ancora probabilmente seconda, anche se aspettiamo naturalmente il responso della giuria. 11,85 dovrebbero essere il secondo, terzo e quarto nell'ordine, alle spalle di Baghera degli Dei, Edimoni in salchi e al training, la quota di 7,25 al totalizzatore.